come stai? Ben ritrovata. Dicevo, qui al Caneo, in un posto che è stato un punto d'arrivo di una pedalata che ci ha portato da Grado fino qui a Punta Sdobba, e oggi proseguiamo. Oggi quindi... proseguiamo, certo, proseguiamo per la FVG2, e quindi su questa itinerario ciclabile che si chiama anche Adria Bike, perché costeggia tutta la costa adriatica. Per quel che riguarda la nostra regione, poi noi oggi arriveremo fino a Monfalcone e poi potremo proseguire fino a Trieste, diciamo, e poi da lì, volendo, si prosegue ancora. Oggi facciamo in tutto 25 km, perché ho calcolato che facciamo un po' di stradine campestri, un po' anche di strade a basso impatto, a basso traffico, e facciamo una bella sosta nel cuore di quest'area qui, che siamo in un'area naturalistica, la riserva naturale delle Foci dell'Isonzo. Diciamo che il tema di questa nostra biciclettata oggi è il fiume Isonzo, le sue foci, le sue diverse foci. Infatti questo primo tratto di strada costeggia il canale Isonzato, e poi andremo ad attraversare il vero corso dell'Isonzo, quello principale, e poi vedremo anche quello che era la vecchia foce dell'Isonzo, il canale Quarantia. E poi proseguiamo e finiremo a Monfalcone, dove anche c'è una sosta molto interessante in questa città della cantieristica. Qui il nostro percorso ciclabile ci porterebbe sulla sinistra lungo gli argini del canale Quarantia, e invece qua sulla destra in 2 km arriviamo all'isola della Cona. Siamo sempre all'interno della riserva naturale delle Foci dell'Isonzo, ma dove troviamo le strutture più importanti di questa riserva, un centro visite ben attrezzato, anche un punto di ristoro e tantissimi punti di osservazione. Lasceremo le bici al centro visite, e da lì sono percorsi sia circolari nelle varie aree di ripristino, come anche un bellissimo percorso che arriva fino alla foce del fiume Isonzo. E quindi l'isola della Cona vale veramente la pena di visitare, di andarci in vari periodi dell'anno, in vari momenti della giornata. È considerata, se non sbaglio, la più visitata dei siti naturalistici della nostra regione. Hanno contato addirittura 20.000 visitatori in un anno, quindi spalmati naturalmente durante le varie stagioni, perché ogni stagione presenta le sue peculiarità. L'inverno, soprattutto come numeri soprattutto di uccelli svernanti come le oche lombardelle. Nei mesi di passaggio, quindi aprile e ottobre-novembre, invece le specie migratorie, quindi è molto interessante vedere anche la varietà. Qui siamo nella riserva naturale Foce dell'Isonzo, in particolare ci troviamo all'isola della Cona, che è un po' il cuore della riserva, il luogo dove sono stati creati negli anni scorsi dei ripristini naturalistici finalizzati a creare specchi d'acqua dolce pensati per l'avifauna ma non
non solo, e dove sono anche concentrate tutte le strutture finalizzate alla fruizione, quindi per far arrivare le persone e consentire loro di vedere gli animali senza che gli animali siano disturbati dalle persone. È un'area gestita attivamente, gestiamo i livelli dell'acqua, le superfici di prato. In particolare per le superfici di prato ci avvalliamo di un gruppo di cavalli di razza Camargue che sono tenuti qui principalmente proprio con lo scopo di pascolare, di tenere l'erba bassa, ma anche, siccome sono una razza che si presta molto bene alle visite a cavallo, c'è anche questa possibilità alternativa, quindi usare i cavalli per fare delle escursioni o per chi non è mai andato a cavallo per imparare ad andare a cavallo. È conosciuta a livello europeo per il gran numero di uccelli presenti, abbiamo una checklist di 328 specie che corrispondono a più di 2/3 delle specie segnalate in Italia, ma oltre agli uccelli ci sono tanti altri animali e tanti altri habitat importanti. Interessa infatti gli ultimi 14 km del fiume Isonzo, più o meno dalla zona di Pieris fino alla foce, è una grande area marina dove ci sono degli ambienti estremamente interessanti e delicati. In quest'area nidifica il Cavaliere d'Italia, che è una specie molto interessante che nidifica qui e passa l'inverno in Africa, e è anche molto facilmente osservabile dai visitatori. Nell'area di mare c'è una zona in cui sosta uno stormo di cigni decisamente numeroso, alcuni anni abbiamo contato anche 1800 individui, e nel periodo invernale invece questa è una zona molto importante per lo svernamento delle oche, in particolare per la specie oca lombardella che arriva dalla Siberia a passare qua l'inverno. In alcuni anni abbiamo con il numero medio 2000-3000 individui, ma 2 anni fa abbiamo censito 7500 individui. Di poter dire che è ancora Isonzo, ma in realtà Giorgia mi dicevi non è così. Dove ci troviamo? Allora, non lo è più, siamo sulla riva del canale chiamato della Quarantia, e quello che era una volta la foce dell'Isonzo, ma fu sbarrato nel 1938 la diga che proprio porta all'isola della Cona e che collega l'isola della Cona alla terraferma. Qui è molto bello vedere, perché c'è la possibilità di vedere abbastanza facilmente l'ambiente di Varena, infatti ci troviamo a una località che si chiama Punta Varena. Sono queste aree di terra che è molto vicino all'acqua, perché infatti sono molto impregnate di acqua salata, salmastra, diventa salmastra perché si mischia con l'acqua dolce che arriva dalla terra, e quindi con una vegetazione molto particolare, soprattutto un terreno anche molto morbido, molto impregnato d'acqua. Normalmente riescono comunque a stare comunque sopra l'acqua anche quando ci sono le alte maree, a differenza di un altro ambiente anche molto interessante che è l'ambiente delle Velme, invece che è una zona più limacciosa dove la vegetazione difficilmente riesce a restare perché la marea copre. Per quel che riguarda gli uccelli volevo giusto appunto ricordare che il chiurlo, che è un limicolo, appunto è uno di questi uccelli con un becco molto curvo che dipende dalla presenza appunto di questi invertebrati e di molluschi proprio nelle velme, riesce a pescare con questo becco curvo, a trovarli anche in profondità, anche 20 cm. In questa area di riserva non è da dimenticare la presenza del bosco degli alberoni, che è quello che è il residuo della silva lupanica che occupava tutta l'area della pianura padana nei secoli passati, di cui restano pochissimi residui perché tutto è stato poi dedicato all'agricoltura. Quindi qua c'è anche un residuo di bosco con bellissimi pioppi. C'è un'ultima parte naturalistica interessante prima di arrivare a Marina Giulia, con boscaglia in zona un po' acquitrinosa, dove anche si può sentire ad est
adesso in questo periodo il gracidare di rane e rospi che in questa stagione stanno risvegliandosi. Passando da Marina Iulia arriviamo a Monfalcone, la città dei cantieri, con una storia affascinante da conoscere nella nostra ultima tappa. Siamo un museo relativamente giovane, per cui un museo nato nel 2017, però è un museo che racchiude una storia di più di 110 anni, quindi a partire proprio dalla storia legata al cantiere, alla famiglia Kosulic, alla costruzione del cantiere qui a Monfalcone, ma anche tutta la storia del territorio precedente, quindi quello che ha fatto sì che nascesse qui il grande cantiere. È un museo che si visita sia in visita guidata sia da singoli, quindi anche dopo una pedalata si può venire tranquillamente a fare una visita al museo. È molto interattivo, un museo nato proprio con l'interattività dei multimediali, perché 110 anni di storia sono racchiusi in un grandissimo archivio, quindi l'archivio del Consorzio Culturale del Monfalconese, l'archivio di Monfalcone, e in questo caso appunto si può spaziare all'interno della storia del museo, la storia del cantiere e la storia del villaggio operaio di Panzano, un villaggio importantissimo, una company town nata per volere dei Kosulic per ospitare gli operai che lavoravano al cantiere. E quindi anche questa è una passeggiata, una pedalata che si può fare non soltanto per arrivare al museo, ma per attraversare il villaggio operaio di Panzano. All'interno del museo si trova tutta quella che è la storia appunto del cantiere, quindi dalla nascita fino ad oggi. Potete trovare la ricostruzione importantissima del teatro di Panzano, che era decorato dalle tele di Vito Timmel, che sono tutte quante qui conservate al Museo della Cantieristica, e potete trovare quello che è proprio l'immersione nella storia del cantiere e nel tipo di lavorazione che viene fatta in cantiere ancora oggi, e potete ritrovare la storia anche delle persone che hanno lavorato al cantiere soprattutto, quindi parliamo non soltanto di un museo tecnico, un museo dedicato alla costruzione navale, ma di un museo dedicato alle persone che hanno costruito le navi, quindi alla vita sociale del cantiere di Panzano, al welfare aziendale, alle attività che avvenivano proprio in questa zona e che ancora avvengono all'interno del cantiere. Il cantiere di Monfalcone è il più grande cantiere d'Italia, quindi siamo in una situazione particolare perché siamo nell'unico villaggio operaio italiano ancora vivo, abitato su una fabbrica viva, e quindi è una situazione veramente particolare da vivere all'interno del Museo della Cantieristica e nel villaggio, nei dintorni. Il museo ha un'apertura il martedì mattina 10:13, venerdì 10:18, sabato 10:18 e domenica 10:13 fino al 31 maggio. E poi l'orario estivo lo potete trovare sul sito, eventualmente saremo aperti nel weekend, comunque anche d'estate. La storia ci circonda dei nostri ultimi passi di questa giornata. Alla prossima, saluti e bici!